Allora, avete mandato a letto i bambini? Sono le 11 passate. Noi vi abbiamo avvertito. Cartoni così non si vedono tutti i giorni. In some secluded rendezvous that overlooks the avenue, with someone sharing a delight, chat, this and that, and cocktails for two, as we enjoy a cigarette to some exquisite chansonette. Two hands are sure to slyly meet beneath a serviette with cocktails for two. My head may go reeling, but my heart will be obedient, with intoxicating kisses for the principal ingredient. Most any afternoon at 5, we'll be so glad we're both alive. Then maybe fortune will complete her plan that all began with cocktails for two. Qui il libro parla chiaro, è una Bibbia del cartone animato, Cartoons di Gianalberto Bendazzi, e dice che il termine cartoni è errato, perché derivando dall'inglese cartoons, disegno caricaturale, non è significativo di tutti i cartoni animati, perché non necessariamente tutti i cartoni animati nascono da un disegno caricaturale. D'altronde dice che anche la dizione disegni animati non è corretta, perché non tutte le animazioni nascono da un disegno. Specialmente ultimamente il computer ha preso un grosso spazio nel mondo dell'animazione, poi ci sono le animazioni a passo 1, quelle a tecnica mista. E come si chiamano? Noi d'altronde avevamo preparato questa scritta, La notte dei cartoni. Io direi di continuare a chiamarli cartoni per semplificare e non far saper niente a Gianalberto Bendazzi. Stasera cominciamo con una terna agguerrita, sono 2 film da Oscar, Fly, Oscar nel 1981 e Charade, Oscar nel 1984 e La Torre di Babele. 3 film dove la fantasia dell'animatore si è data da fare, stasera ne vedremo delle belle. La Torre di Babele, una caduta a ruota libera, Charade, il vecchio gioco dei mimi fatto alla cartone animato, e Fly, avete mai provato a sentirvi una mosca? La mosca.
Charade. That's charade, dear. Well, what's charades when it's their own? It's a game in which one attempts to guess a film, book, or TV show title from an acted clue given for each syllable or for the whole. Okay. I got it. It's a movie and a book. The movie and a book. Looks sinister. From Russia with love. No, hold it. It's a monster film. The Werewolf for London. The Curse of the Mummy. I think I know it. Captain Blood. The Bloodsuckers from Venus. The Secret of Blood Island. The Exorcist. The Omen. Rosemary's Baby. I know what he's trying to do. The beast with 10 fingers. The Bat from Outer Space. Batman. Killer Bat. Oh, my wife. What's the name of that? The Bird. Now, what's he doing? Halloween. Rebels without a cause. I got it. Time's up. Oh, I don't got it. Hard luck, old man. Better luck next time. What was that anyway? I have no idea. I had that one. It's a movie. It's a movie. And a movie. Lawrence of Arabia. Aha, I thought as much. Oh, well done, Vicky. Yeah, nice. Now that's the way the chaps and I played the game in the Sudan. Short, precise, and to the point. No one plays charades as well as the British, Vicky. It's a movie and a book. Something with teeth. The eggplant that ate San Diego. Moby Dick. Piranha. The Sting. Flipper. Look back in anger. More clues, old boy. Oh, I know this one. The swimmer. Up to Twisted. Tentacles. Creature from the Black Lagoon. The humanoids from the deep. I know. I think I know it. Killer Squid. Oh, alligator. It's the one about the sea, man. Oh, out of time again. I almost had that one, man. It's that one with the guy with the glass. Too late. Let's get on with it. It's a book. What was his name? The concise Oxford Dictionary of Quotations. Oh, well done, Beatrice. Almost had it myself, you know. I think he's played this game before. Try not to think too much, Father. You know what the doctor says. It's a movie, comic strip, and TV series. Yeah. Dial M for murder. American Gigolo. I Local saw hero. this one. I saw it last Muscle week. Beach Party. Rocky. The big guy. Magnum Force. What's It's my the job. name of that Lightning. movie, man? Bullet. Shot in the dark. The man who shot Liberty Valance. He shot Liberty Valance. The Birdman of Alcatraz. Airplane. Flying down to Rio. Tip of my The tongue. fly. One flew over the cuckoo's I nest. know it. I know Flying it. leatherneck. Another second. I would have had that. You're beginning to get on my nerves. Oh! Not very British of him. It's a movie. It's a movie. Superman. Good grief. Oh, well played. Oh, I Hang knew, about. I knew that. Here comes one. Sir John Gielgud. Ready when you are, old chap. The Black Hole. A Tale of Two Cities. I know it. I know this one. The moon is blue. The gay divorcee. Dark Passage. This was a great The movie, last man. time I saw Paris, Dirty Harry. Babyface Nelson. the incredible shrinking man. Arsenic and Old Lake. I saw it. The Edge of Darkness. A lonely place. Orbar the Greek. I know what he's trying to do.
Qui avrete capito con la Torre di Babele che la serata si preannuncia molto movimentata, poi potrà accadere di tutto. Qui per esempio io mi trovo già in una scenografia da incubo, anzi da incubus, per dirla col titolo del film di Guido Manuli che apre questa seconda quaterna. Sono film, come avrete notato, fatti dagli animatori in completa libertà. In particolare adesso vedremo Sisifo, Incubus, Orpheus e Rondino. Non ve li sto a raccontare per non togliervi il piacere della scoperta e anche perché chiuso qui dentro non mi sento di presentare molto bene. Uno come me che si aiuta col gesto devo dire che è un po' sacrificato. Via con Incubus e fatelo finire presto per favore.
Certo che questi autori di cartoni animati non vanno leggeri, eh. Quando possono disegnare, non su commissione, ma sulle cose che sentono, io adesso qui non sono molto tranquillo. Beati voi che siete a casa in poltrona, state guardando un programma di cartoni animati. Io qui in questa città misteriosa, questa è la città di Arpia, un film di Raoul Servet del 79, ha vinto la Palma d'Oro a Cannes. E mi hanno detto che qui dentro ne succedono di tutti i colori, non sono molto tranquillo. Noi vediamo prima Arpia e poi Lupo, un film su un macellaio. Se domani andando in macelleria, ecco, fate attenzione a quello che vi incarta, mi raccomando. Adesso non capite la battuta, ma dopo il film ripensateci. Arpia e Lupo. Arpia e Lupo. Mi spiace, ma...
Cuckoo. Cuckoo. Stop, Oscar! Con Nori Stefani. Sto pensando a che cosa... Ai!
Ce l'ho vista. Angola merda. Son of a bitch, you piece of shit, the job. I quit. Fucking, I don't know. Fuck off, you bum, I kill you. Smacca la faccia. Ehi! Ehi! Faccia di merda, cacca figlia di strunza, get out! Che rai, mannaggia le miserie, è sempre la stessa rai. Oh. Ah! God damn, I'm gonna die! Christ, fucking shit! Ah! Ah! I kill you! You! Ah! I don't believe! Fucking shit! Oi! Che mi distruggo, non so che cosa sta bene qua. Hey! Son of a bitch, bomb! I kill you, fucking, I don't know. Hey! Get out of here! Arzi, farzi! Creep! Bunch of pigs! Hey, trunk! Shit for head! Bum, you get a job! Oh, God. Oh, Christ, I quit. I don't know. E non vi siete impressionati, calma, calma, state calmi perché questo è solo l'inizio di questa notte dei cartoni. Avevamo promesso dei film forti e stiamo mantenendo le nostre promesse. Ci troviamo in un corridoio che sembra un film dal vero e invece è anche questo un film a cartone animato, tecnica mista, film di Guido Manuli, Solo un bacio, un film sulle fantasie di un animatore. Voi avrete capito che questi animatori, questi artisti, appena possono lavorare non su commissione, non per i bambini, ma possono fare delle loro fantasie, ne fanno di tutti i colori. E anche Manuli, come molti di noi, sogna una donna, ma vedrete che donna. Solo un bacio, un titolo che è già un programma. Subito dopo vedremo Tunnel di Walter Cavazzutti, un'altra fantasia sfrenata, e finiremo con un film su uno scultore che scolpisce una statua, o forse una statua che scolpisce lo scultore. Io non ho capito molto, ma è divertente anche quello. Lo scultore, Tunnel e Solo un bacio.
Che ore sono? Le 7:40.
strano rumore. Sì, mi piace questo posto. Mi spiego meglio. Non credo che siano molte le coppie che sanno separarsi nel modo migliore. La cosa giusta è rompere e restare amici. Mi spiego meglio. No, no, vedrai che l'assicurazione ti ripagherà l'auto.
La linea di Cavandoli la conoscono tutti, no? Per la pubblicità di un noto prodotto che per diversi anni ha usato Cavandoli e la sua linea per apparire in televisione. Ma forse molti non sanno che Cavandoli, nel tempo libero, quando non stava facendo la pubblicità, ha avuto anche delle fantasie erotiche! Me lo code per fare la causa! Ma forse me la canta per tutti! Me la fate insieme che scrive sulle bolle! Me la canta per tutti! Se decide che male che Natale, se lo fate per decide di basta pure per... Se me la canta per fuori se decidi! Prima di vedere la regina la canta per fuori di neve! Se la canta pure i devi! La vispa! Ma guarda la cara leader! Me la canta te! Se la canta per Francia, tu la fai per decidi, me la canta! Per fuori Basta via! Non torni se la canta! Se fanno per la fuori che ti siete bene ma me la fanno andare, verrai per le maracandi, se la canta tu sei! Ma la candela pure, anche Giuseppe le parlava di venditi. Ma la candela pure che ti sente le parlava fuori, Ma la candela di pizza pure... La cunile della candela della barriera delle telefondi! Ma la candela pure per te che sere! La candela preferi! La candela preferi! Ma che scandalo, baracate per le storie del senti! E là! Ma che? Ma guarda che non spero che si suoni, Ma per fare delle cazzi, sì! La candida fuori dalla... Ma la candida fuori! Ma ti va! Ma la candida per le mani fuori! Ma guarda! La candida fuori i vestiti! Per la candida fuori delle candide tessi! Ma vuole fuori con dei vestiti, Perché del fuori da me le fanno delle perle per farti un po' di tempo!
Oh, bella gnocca! Oh, americani, sì, sì! Oh, che diavoli!